credo in questi 5 E anni. Calogero Firetto, sindaco di Porto Empedocle e parlamentare regionale, il nuovo presidente del distretto turistico Valle dei Templi, mentre il suo vice è il sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo. Entrambi sono stati eletti ieri nel corso dell'assemblea dei soci che si è svolto presso la Casa San Filippo, convocata dall'amministratore Gaetano Pendolino, che si è resa necessaria in quanto il CDA non era più operativo sia per le dimissioni del sindaco di Agrigento, avvocato Marco Zambuto, e per la decadenza del sindaco di Caltanissetta per fine mandato. Nel corso dell'assemblea dei soci l'amministratore in carica Gaetano Pendolino ha tracciato un consuntivo dell'attività svolta dal Consorzio Turistico Valle dei Templi, mentre il direttore del distretto, avvocato Enzo Camilleri, è intervenuto sui progetti approvati e sulle prossime immediate azioni. Oggi presentiamo i progetti che ci hanno finanziato. Sono 3 progetti per complessivi 580.000 euro, con un nostro cofinanziamento di 35.000 euro. Quindi con questi progetti noi metteremo a sistema l'intero distretto. Un segnale per tutti, scusate il bisticcio di parola, metteremo 500 segnali turistici che identificheranno quello che è il territorio del distretto, ma oltre a questo faremo un'infrastrutturazione che ci consentirà di accompagnare il turista dall'arrivo, quando arriverà nel nostro territorio, fino a quando se ne tornerà, e poi lo seguiremo con alcune specifiche attività di relazione, quindi di invii di mail e marketing, che li seguiranno anche al loro ritorno. 2 altri progetti che ci hanno finanziato sono uno sugli emigrati, faremo un progetto che è un progetto di un prodotto, quindi cercheremo di agganciare gli emigrati di seconda, terza e quarta generazione per chiedere a loro non soltanto di tornare qua, ma di investire nei nostri centri storici per lasciare un segno della loro presenza, e questo ci consentirà di riqualificare il territorio e allo stesso tempo di fare flussi turistici interessanti, perché poi metteremo a disposizione loro e dei loro amici almeno 60 giorni durante l'anno, e quindi loro saranno invogliati a stimolarli a venire qua. Un terzo progetto che ci è stato finanziato è la rimodulazione del piano di sviluppo del distretto e l'accoglienza diffusa. Noi realizzeremo un format tipo che poi consegneremo ai comuni per realizzare quelli che sono gli alberghi diffusi nei centri storici del nostro territorio. Questa è una piccola attività che noi abbiamo realizzato, però che penso comincerà a dare i propri risultati da qua a qualche mese. Ci sarà un impegno fattivo per il Palacongressi. Ricordo che la sede del distretto è il Palacongressi, ma il Palacongressi, ahimè, è chiuso da diversi anni. Ecco, come distretto si potrà fare qualcosa per sensibilizzare maggiormente sia i nostri parlamentari, l'assessorato regionale al turismo, che anche l'opinione pubblica? Assolutamente sì, tra l'altro noi siamo interessati, perché la nostra sede è proprio, come diceva lei, alla Palacongressi. Noi abbiamo già fatto un paio di incontri interlocutori sia con l'assessore Stanghessi che con il dirigente Rais dell'assessorato al turismo, con i quali insieme vorremmo realizzare una conferenza di servizi per stimolare il territorio. So che c'è la disponibilità anche del Presidente della Camera di Commercio su questa operazione, ma anche di altri privati e pubblici. L'idea è quella di mettere insieme pubblico e privato per fare un progetto di finanza che possa interagire rispetto alla gestione diciamo, normale del Palacongresso, quindi renderla più fruibile, ma soprattutto economicamente sostenibile, quindi non un peso ma un'opportunità per il territorio.